Il paesaggio non è solo un luogo, ma una risorsa viva. Nelle Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, rappresenta una leva potente per lo sviluppo delle comunità. Attraverso il progetto Comunità e Paesaggio delle Dolomiti UNESCO, il paesaggio diventa protagonista di un modello innovativo di sviluppo territoriale. Non solo uno sfondo, ma un motore di identità, economia e sostenibilità. Attraverso interviste, focus group e laboratori, le persone hanno potuto condividere i loro punti di vista, costruendo insieme soluzioni innovative. Progetti come quello appena realizzato sono progetti partecipati, pertanto danno voce alla popolazione che non spesso partecipa alla costruzione di idee. Sono convinto che la popolazione in questo momento non è abbastanza sensibile a questo aspetto. Capita poche volte effettivamente che qualcuno venga qui a darci la possibilità di esprimere le nostre esigenze. Nei territori pilota di Socchieve, Erto e Casso, della Val di Zoldo, di Pieve, Perarolo e Valle di Cadore, il paesaggio è stato il punto di partenza per riflettere su modelli di sviluppo inclusivi e sostenibili. Il paesaggio offre opportunità per lo sviluppo turistico responsabile, la valorizzazione delle tradizioni, la crescita di nuove economie locali, il tutto in un'ottica ecosistemica, dove gli abitanti delle valli sono considerati il centro di ogni azione. Grazie a un processo partecipativo guidato da Kramars, le comunità hanno creato una visione condivisa, dove il paesaggio diventa il filo conduttore di un futuro possibile e più consapevole. Dolomiti UNESCO, patrimonio di tutti noi.